Borghi Aquilini. In versione short quest'oggi perché Claudio Borghi sta per prendere l'aereo, ma lo abbiamo. Buongiorno Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno a voi. Allora, tutti ti aspettano quest'oggi, tutti ti aspettano, sono lì così a braccia conserte e per fortuna le notizie sono buone e quindi aggiustiamole magari rispetto a quello che scrive certa carta stampata perché stiamo parlando delle multe ai Novax. Ieri si era diffusa anche un'ulteriore bozza e infatti oggi a pagina 12 La Verità scrive: azzerate le multe per i Novax e chi ha pagato verrà rimborsato. Ecco, già i nostri ascoltatori stanno scrivendo su questa cosa. Chi ha pagato verrà rimborsato. In realtà chi ti ascolta da settimane, da mesi su queste frequenze, lo avevi previsto, predetto, lo avevi già raccontato e spiegato. Che cosa è successo su questo fronte? Raccontaci. Allora, molto semplicemente, innanzitutto meno male, perché tiriamo finalmente una parola fine, che in ogni caso ci sarebbe stata perché l'avremmo, se non ci fosse stato l'annullamento, cioè la cancellazione, come appunto abbiamo detto tante volte, l'avremmo rinviata fino a quando il sole non diventava una gigante rossa, no? E quindi in ogni caso non ci sarebbe stato nulla da pagare, ma non perché, come qualche sciocco scrive, bisogna incentivare l'essere furbi, bisogna incentivare il non pagare, semplicemente perché questa cosa era così odiosa, così sbagliata, così figlia di un periodo che secondo me è molto opportuno metterci alle spalle, che noi insomma era una delle cose che avevamo detto che avremmo cercato di fare, cercato ovviamente perché non si è mai da soli in politica, però siamo stati votati per questo e praticamente da quando è iniziata questa legislatura ci siamo attivati in tal senso. I primi emendamenti per la cancellazione o sospensione, insomma quello che veniva meglio per arrivare in ogni caso all'obiettivo, erano stati nostri, l'abbiamo fatto per 2 volte e finalmente sembra che anche, virgolette, complice la sostituzione del Ragioniere Generale dello Stato che aveva, diciamo, suggerito quello precedente, ecco, mettiamola così, di rinviare senza cancellare, adesso sembra che quello nuovo sia riuscito anche nell'impresa di cancellare. Ecco. A me poco interessava insomma se si rinviava costantemente oppure se si cancellava, perché l'importante era l'esito, tanto la prescrizione sarebbe stata vicina e se con questo provvedimento riusciamo, come sembra insomma, perché è un provvedimento governativo, quindi io non so dire i dettagli, no, di come e che cosa sarà scritto. Io so per certo che molto semplicemente abbiamo detto al governo che non facesse scherzi, perché dopo che c'era stato respinto l'emendamento in bilancio, non so se ricordate, noi avevamo presentato l'emendamento per l'ulteriore rimando delle multe, il Presidente della Commissione Bilancio non ce l'aveva accettato, quello di Forza Italia, tale Mangialavori, non ce l'aveva accettato perché diceva che non c'entrava con la legge di bilancio, anche se secondo me c'entrava, ma pazienza. Allora a quel punto abbiamo, diciamo, fatto sapere per le brevi al governo che non facesse scherzi, che in questo provvedimento la questione doveva essere risolta. Il governo è stato di parola, cosa che fa capire che non è sempre, come qualcuno ogni tanto dice, ma tutto sommato non cambia poi così tanto, sono tutti uguali. No, non è vero, cambiano le cose e molto dall'avere un governo, virgolette, amico rispetto ai governissimi tecnici, peggio ancora i governi di sinistra, peggio ancora i governi giallorossi e cose di questo tipo, e alla fine sembra che con questo decreto abbiamo chiuso questo capitolo. E meno male perché
è una cosa, scusate, qua ovviamente c'è gli annunci di volo, scusate, adesso io metto la mano davanti così sentite solo me. Però è una cosa che non andava assolutamente bene. Non andava assolutamente bene perché l'obbligo di un qualsiasi trattamento sanitario non aveva nessun tipo di fondamento, così come, e peggio ancora, una volta che era ormai certo, perché tanto lo si sapeva, era chiaro, lo vedevano tutti, che non c'era nemmeno la scusa, discutibilissima peraltro, che tu devi essere obbligato perché così fai un atto civico perché praticamente raggiungi l'immunità di gregge e salvi il mondo. Invece, dato che non salvate un cazzo perché alla fine anche i vaccinati contagiavano esattamente tanto quanto quelli non vaccinati, quindi il discorso di immunità di gregge era semplicemente una delle tante fregnacce che ci hanno appioppato in quell'epoca malsana, e quindi era semplicemente cattiveria pura, insomma, una di quelle cose, forse una delle uniche cose per cui verrà ricordato il governo Draghi, cioè vale a dire la cattiveria nei confronti di chi non voleva vaccinarsi, il Green Pass, quelle cose lì, quando ormai non servivano più, perché economicamente non ha fatto nulla. È l'unica cosa, cioè se uno ci pensa veramente cosa ha fatto sto grande statista quando ha avuto la possibilità di gestire il governo del paese, l'unica cosa che ha fatto è stato il Green Pass, le multe per i non vaccinati e basta, cioè sostanzialmente, e cercare di diventare, senza riuscirci, di diventare Presidente della Repubblica, perché altrimenti non si ricorda nient'altro di notevole che questo individuo ha fatto una volta incaricato del governo del paese. Per cui insomma sono molto contento e meno male, insomma, un'altra delle tante promesse mantenute, e adesso il prossimo giro su questo tema, no, e così via, è riuscire in una maniera o nell'altra, anche se sarà più complicato, ma insomma vedete che insomma sono determinato, e quindi di solito quando insisto una cosa quantomeno non mollo facilmente. L'eliminazione dell'obbligo vaccinale per i bambini, quindi la Lorenzin, per intendersi, no? La Lega è stata l'unico partito, no, non l'unico, anche i 5 Stelle non ha votato, la Lega e i 5 Stelle non lo votarono, mentre invece tutti gli altri erano favorevoli, quindi sarà un po' più complicato riuscire a far cambiare idea, anche perché i 5 Stelle cambiarono idea praticamente immediatamente, perché noi pensavamo di cancellare la Lorenzin subito quando iniziò il governo giallo-verde, ma fecero immediatamente voltafaccia. Ricordo che siamo gli unici, fra gli unici, ecco, c'è qualcun altro, tipo la Francia, ecco. Sì, grazie. Scusi, adesso fra un po' mi fanno anche mettere giù, comunque vabbè. Siamo fra gli unici insieme con la Francia, ma altrimenti il resto del mondo non sa neanche cosa sono gli obblighi vaccinali per i bambini, ecco, e soprattutto impedire di metterli, di farli andare a scuola. Prima che mi mettano le mani addosso qua e mi facciano chiudere il telefono, vorrei ricordare un'altra cosa, perché ieri è venuto fuori un simpatico equivoco, cioè vale a dire, a un certo punto tutti, oddio, la Lega ha messo fuori un emendamento per riaprire i canili, lager, per gli esperimenti e così via. Non abbiamo fatto niente di tutto ciò. L'emendamento che dava possibile, che era il recepimento, guarda caso, anche in questo caso, di una direttiva europea che per caso era sfuggito fra le maglie del nostro legislativo, è stato ritirato a scanso di qualsiasi equivoco, per cui noi insomma siamo sempre stati a favore della salute degli animali, dei cani e dei gatti, e non abbiamo nessuna intenzione di fare, figurarsi Salvini, anch'io ho il cagnolino, figurarsi se vogliamo fare esperimenti sui cagnolini, ecco, cioè l'ultima cosa che ci viene in mente, per cui l'emendamento che si prestava
a equivoci è stato immediatamente ritirato e di cui oltretutto io non sapevo niente, perché l'emendamento è sempre a responsabilità del primo firmatario, però c'è una cosa tecnica tale per cui tutti i membri della commissione firmano in automatico gli emendamenti depositati dai colleghi, cioè quindi da tutti, perché se per ipotesi, come in questo caso, l'emendamento non va bene e va ritirato, devi poterlo fare, puoi farlo solo se sei uno dei firmatari. Quindi tranquilli anche gli animali. Da quel lato lì nessun tipo di male vogliamo fare a cagnolini, a gatti e così di questo tipo, anzi siamo sempre stati in prima fila per proteggerli, come dimostra la norma sul nuovo codice della strada, che punisce in modo severissimo chi abbandona gli animali per strada. E io ringrazio Claudio Borghi Aquilini che prende il volo. Claudio, grazie davvero per queste precisazioni. Buon lavoro. Grazie a voi, a tutti, ciao, grazie. Avete ascoltato Scuola di Magia. E la voce di Sammy Varin ritorna solo per qualche minuto, ragazzi, perché ho tanti messaggi arrivati anche per Claudio Borghi qui al 340-6709-659. Si parla di multe a chi non si è vaccinato, avete sentito, quindi le multe sono state cancellate, sospese, comunque non vanno pagate. Il problema risulta per chi invece la multa l'ha pagata, perché queste sono date ormai a bilancio e quindi è più complicato farvi riavere i soldi. Ma zitto 4 Claudio Borghi secondo me si sta adoperando anche su questo fronte. Non l'avrei pagata comunque, piuttosto la galera, ci scrive un ascoltatore. I governi tecno-zecco-grilloide sono la morte della nazione. Borghi e Bagnai combattono da eroi per la patria. WhatsApp al 340-6709-659. Ancora un messaggio audio, lo sentiamo sul cursore. Sammy, caro Borghi, una domanda: ma si può fare qualcosa per il bollo e soprattutto il superbollo? Perché crisi dell'automobile va bene, ma se cominciamo a togliere queste due tasse, secondo me comincia ad aprirsi nuovi scenari di mercato, soprattutto i passaggi di proprietà che costano 14 euro all'estero e qui centinaia e centinaia di euro, cioè una roba senza senso, ok? Queste due cose secondo me possono già dare una piccola mano al settore. Ciao. Grazie caro, la giriamo volentieri a Claudio Borghi. Certo, se togli il bollo le regioni che fanno? Piangono, si strappano i capelli. Sono dalla parte dei carabinieri, anche se avessero urtato lo scooter, ci scrive Bruna, e qui torniamo sull'argomento di molti quotidiani, argomento che ci ha lasciato esterrefatti da una parte e dall'altra ce l'aspettavamo, e quindi abbiamo visto, sono stati indagati i carabinieri, inseguiti i carabinieri, titola il quotidiano Libero, dopo gli scontri al Corvetto, indagati per falso e depistaggio i militari che hanno rincorso in auto il ragazzo morto e avrebbero anche convinto qualcuno a cancellare il video. WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, i buoni sono sempre i ladri per la magistratura, i poliziotti sono sempre i cattivi. Mi sa che in Italia non esiste più il buon senso. I vaccini erano sperimentali. Allora, se sono sperimentali, li fai a tua nonna. Se non fanno le autopsie, c'è un perché, ovvio, no? Ma la polizia e i carabinieri sono così stupidi da tirarsi sempre la zappa sui piedi? Lo sanno che sono sotto la lente di ingrandimento. Sono 30 anni che in Italia si vive in un golpe mascherato. Belli frizzanti oggi i nostri ascoltatori. Il virus nato in Cina è sempre stato nascosto e ancora oggi viene negata la provenienza, ci scrive Mary. Per me non esiste patriarcato o matriarcato. Nelle mie famiglie sana collaborazione e divisione delle competenze. La Pellegrini ha rotto. Buongiorno Sammy, purtroppo questa Unione Europea è inemendabile. Green Deal, stop motori
motori endotermici, ora Mercosur, ciò che è incomprensibile per noi elettori di centrodestra, come possano convivere nello stesso governo nazionale chi come Fratelli d'Italia e Forza Italia appoggiano tutte le follie della von der Leyen e quelli come la Lega che coerentemente si oppongono. Bravo Roberto da Parma, dobbiamo conviverci certamente, ma adesso vediamo cosa succede, perché se cominciamo a importare a go-go, ed è da 20 anni che se ne parla, merci e altre robe da Sud America trattate con schifezze assurde, chiaramente ci sarà forse la rivolta, ma costeranno molto meno di quelle italiane, tu dici. Wow! Occidente cristiano, figlio del diritto romano, Medio Oriente islamico, figlio del tribalismo arbitrario dei sultanati, e non aggiungo altro, scrive Gianluca. Togliere il bollo, la RCA, balzelli autostradali vari, introdurre come nei paesi evoluti la vignetta, così ci ridiamo sopra. Un altro messaggio audio, sentiamolo. Ciao Sammy, sono Alberto da Cornago. Quella. In merito alla questione dei carabinieri sull'inseguimento di Milano e di Corvetto, ecco, se anche, secondo me, se anche i carabinieri avessero urtato accidentalmente lo scooter, voglio dire, sono cose che succedono, dato che comunque loro devono fare l'inseguimento e sono cose che succedono. Se andiamo avanti così e colpevolizziamo i carabinieri, se dovesse essere vero che hanno urtato e li mettiamo in croce, questi quando alla prossima volta che ci sarà un posto di blocco non correranno dietro più nessuno, per cui non ci sarà più nessun delinquente in galera, saranno tutti ancora in giro, capito? Ciao. Diciamo che, come dice Libero, forse non doveva essere raccontata questa ulteriore evoluzione di questo fattaccio avvenuto al Corvetto? Punto di domanda? Ne lascio 2 o 3 di punti interrogativi, perché il lavoro del giornalista è quello di mettervi curiosità e magari anche che magari non sia la verità quella che viene raccontata in un modo, che sia in quell'altra, o che sia, come dico sempre io, nel mezzo. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma tranquilli, tra un'ora io ritorno. Adesso la linea va a Giulio Cainarca e la sua auto da fe. A più tardi. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff